A conclusione di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti, con sanzioni irrogate che ammontano complessivamente a oltre 40.000 euro. L'attività investigativa condotta dai militari del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento ha preso avvio a seguito di mirati controlli del territorio, sviluppandosi attraverso servizi di osservazione con il supporto del nono nucleo elicotteri carabinieri di Palermo, consentendo di individuare diverse aree interessate da episodi di abbandono continui e smaltimento illecito di rifiuti. Successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati effettuati monitoraggi tecnici che hanno permesso di documentare numerosi conferimenti non autorizzati di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui materiali derivanti da lavori edili e manufatti contenenti l'amianto. Nel corso delle indagini sono stati identificati 47 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per varie ipotesi di reato in materia ambientale. Nell'ambito del procedimento erano stati inoltre sottoposti a sequestro preventivo 2 automezzi utilizzati proprio per il trasporto dei rifiuti illecitamente. L'operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall'Arma dei Carabinieri a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di abbandono incontrollato dei rifiuti, arrecando danno al territorio e comportando rilevanti rischi igienico-sanitari.